Amici del grande futsal, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio, benvenuti dal parco Enrico Mattei di San Donato Milanese. Ricomincia il percorso della kick-off in casa, seconda giornata della divisione calcio a 5 femminile. Oggi kick-off Città di Falconara, subito un grande match per gli spettatori qui di San Donato. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Marco Pagano in un pomeriggio anche emozionante nel ricordo di Alberto Lorenzin, grande presidente della kick-off, che ci ha lasciato, ed è la prima in casa per Riccardo Russo e i suoi, in una cornice di pubblico che ricorda anche dallo striscione Alberto Lorenzin. Oggi però si gioca per i 3 punti, la kick-off ne ha già raccolti 3 nella prima giornata, vincendo 3-2 in trasferta contro il CBM. I gol di Ghilardi, Borges e un autogol hanno permesso alla squadra di Riccardo Russo di collezionare i primi punti di questo campionato. Ancora 0 invece il Città di Falconara, che invece ha riposato nella prima giornata. Oggi è la sua primissima di questo campionato, in un campionato in cui le squadre sono dispari. Toccherà quindi anche riposare e testare solo oggi il primo stato di forma della Città di Falconara, di Giulia Domenichetti, che ha cambiato qualche uomo là davanti, qualche innesto c'è stato, però è una squadra di assoluto livello che anche quest'anno si ripresenta con tutta la volontà di provare a fare la differenza. L'anno scorso non è riuscita nel grande obiettivo di tornare a vincere il campionato. Il Bitonto alla fine si è dimostrato più forte insieme al Tiki-Taka. Resta però una compagine di altissimo livello che già da oggi vorrà dimostrare anche davanti al pubblico di San Donato di avere le qualità, mentre qua vediamo l'abbraccio della kick-off con la famiglia Lorenzin presente per la prima in campionato e la consegna della maglia della Città di Falconara. Un momento emozionante qui a San Donato. E l'abbiamo detto, non è un pomeriggio come gli altri per la kick-off, che torna a giocare dopo un periodo molto difficile. La società si è stretta per ripartire insieme, più forte di prima. Non sarà facile questa stagione, la kick-off però compatta, unita insieme alla famiglia Lorenzin. Adesso riparte e lo farà con Carturano in porta, con qualche giocatrice diversa rispetto alla passata stagione. Mancano le storiche perché Gabi Vanelli, Stegius e Bortolini su tutte non sono più parte del progetto kick-off. Ci sono però tanti volti nuovi come Pellegri, Borges e di certo Carturan, che possono dare una mano quest'anno a provare ad inseguire nuovi obiettivi. L'anno scorso si centrarono i playoff, alla fine arrivò anche un bel successo in gara 1 contro il Bitonto, che poi schiacciò letteralmente non solo la kick-off ma anche tutte le altre avversarie per arrivare fino in fondo. L'obiettivo, prima di tutto, deve essere la salvezza per la kick-off, che deve ripartire dalle proprie certezze e poi magari sognare qualcosa più in grande. Adesso le squadre però si radunano al centro del campo per rispettare un minuto di silenzio, allora lo facciamo anche noi. Il ricordo del presidente del Italgolf, Franco Chimenti. Adesso la parola al campo. Inizia la seconda giornata, si inizia proprio da qui, da San Donato, con Gabi già pronta sul pallone, insieme a lei Bovo, Ghilardi, due della vecchia guardia, e Borges in porta. Carturan, questo è il primo quintetto che sfida il Città di Falconara qui a San Donato. Sono una dozzina i sostenitori arrivati da Città di Falconara per provare quest'oggi a sostenere la prima della squadra di Domenichelli, che con Sestasi in porta parte dalle proprie certezze
Tutto pronto per Fior, inizia la seconda giornata tra Kickoff e Città di Falconara, subito col movimento tentato da sinistra per Gabi che rientra, ribattuto il tentativo, prima conclusione per la Kickoff che ha provato l'immediato affondo con tutta calma. Il Città di Falconara adesso gestisce il primo possesso di questa partita. Ferrara perde il pallone, ci prova dalla distanza nuovamente Gabi. Rimessa laterale per la Kickoff che resta in proiezione offensiva. Gabi, prima conclusione che termina sul fondo, ma primo minuto tutto targato All Blacks. Si riparte da Sestasi. Carturan. Ghilardi qua rischia di perdere il possesso, poi alla fine se ne libera in tempo sul pressing che si era fatto molto feroce da parte di Cortés e del Pidio, l'unica ex di quest'oggi. Enrique il Pidio, qua la chiusura ottima di Carturan, prima parata di questo pomeriggio per la nuova guardia della difesa di Riccardo Russo. Denise Carturan, classe 97, arrivata dalla VIP quest'estate, mentre resta a terra Gabi. Non è stato fischiato calcio di punizione dalla terna arbitrale composta da Daniel Fior di Castelfranco Veneto, Davide Copat di Pordenone. Insieme a loro c'è la cronometrista Chiara Perona di Biella. Il Pidio la gioca bassa, Cortés. Duettano le due. La provata in verticale, si riparte però sempre da Cortés. Movimento tentato e non pescato di Ferrara. Ora rischia il fallo e c'è il primo fischio arbitrale per il fallo commesso da Greta Ghilardi. Calcio di punizione in favore del Città di Falconara. Indicazioni da parte di Riccardo Russo in questo avvio frenetico, che ha visto già un'occasione per la Kickoff con la conclusione della distanza di Gabi De Sousa. Adesso possibile risposta, perché sul calcio piazzato è pronta Martín Cortés. Solo Ghilardi a schermare la traiettoria, insieme a lei anche Gabi. Pronto a battere col destro Martín Cortés, in porta Carturan. Grande intervento e ripartita adesso per Borges che punta alla porta. Borges porta a casa il corner, ha tentato il dribbling forse di troppo, non è riuscita a saltare la diretta avversaria. Brava Pereira a chiudere in corner. Schema battuto all'indietro per Ghilardi che ha lasciato andare il sinistro. Palla sul fondo, seconda chance per la Kickoff in questo avvio di gara. Ci ha provato in questo caso Greta Ghilardi. Sestari riparte dal basso adesso il Città di Falconara. Il Pidio distribuisce, poi torna il pallone in possesso della numero 11. Sbagliato l'appoggio da Martín Cortés. Si riparte con Gabi. Bovo 1-2, sporcato, rimessa laterale per la Kickoff che ripartirà da Greta Ghilardi, che ha aperto il conto delle All Blacks in questo campionato, segnando praticamente all'avvio della nuova stagione dopo 3 secondi, che ha indirizzato di fatto un primo tempo perfetto per la squadra di Riccardo Russo, che si è trovata avanti anche di 3 gol. Una grande prestazione, poi di certo non sporcata nella ripresa dai 2 gol subiti. Prima uscita stagionale col bottino pieno in trasferta, di certo può rendere soddisfatti. La rimessa laterale conquistata col pressing dalla Kickoff che riparte da Gabi. Ghilardi, Bovo di prima, Borges ad agire da Boa, spalla alla porta, all'indietro per Ghilardi che calcia distinto. Trova la deviazione corner per la Kickoff che continua a insistere da quella parte, sempre con Borges e Ghilardi. E nuovo giro dalla bandierina per Bovo. Con la punta Borges arrivata in anticipo, ma c'è stata una deviazione, quindi nuovo calcio d'angolo, il secondo di fila per la Kickoff. 2 minuti e 35, sempre 0-0 qui a San Donato. Gabi col destro, conclude alto. Ma era uscito questa volta
dalla marcatura Gabi. Sestari, Martin Cortés duetta con Pereira e poi torna a muovere il possesso. Ferrara rischia di perdere il pallone, Ghilardi brava a raccogliere il possesso, poi in porta Ghilardi, deviazione di Pereira, calcio d'angolo nuovamente per la kick-off che riparte. Vorrebbe andare con lo schema sul secondo palo, Borges anticipata il colpo di testa a mettere fuori questa volta e di Alin Elpidio. E adesso Bovo. Gabi si complica la vita sul pressing di Ferrara che torna a muovere il possesso per il Città di Falconara. Borges in anticipo, fallo su di lei, calcio di punizione però per la kick-off. Un Getulio che fa il primo ingresso nel pomeriggio di San Donato, prendendo il posto di Arianna Bovo. Ex Royal Team Lamezia, Jessica Getulio, classe 93, pronta adesso alla battuta. Scodellata verso l'area, il colpo di testa tentato da Greta Ghilardi, la chiusura di Pereira e ripartenza adesso in velocità. Elpidio scarica, entra Ferrara che rientra però sul mancino, palla imbucata, Martin Cortés non trova lo spazio per tirare, semplice rimessa laterale, buona diagonale proposta questa volta da Gabi De Souza e si ripartirà col possesso per la kick-off. Getulio accompagna l'azione con Ghilardi. Non ci sono intese questa volta. Getulio e Ghilardi, la palla non passa, allora si riparte con Pereira. Gran giocata, ma il campo è finito. Rimessa laterale per la kick-off. Pellegri, palla imbucata per lei, Pellegri ha cercato di far passare questa palla sull'uscita di Sestari, bravissima a trovare il tempo giusto per rispondere presente. Pereira, palla scodellata, ritrovata in zona Pellegri, poi l'uscita sbagliata di Borges che si dispera perché qui l'occasione poteva essere anche invitante per provare ad andare in contropiede 2 contro 1. Entrata adesso anche Ballardin, nuovo volto per il Città di Falconara, arrivata anche lei dalla VIP, ex compagna di Carturà nell'ultima stagione. Pellegri per Borges, riparte da dietro la kick-off. Getulio, scambio con Borges. Getulio, Ghilardi. Imbuca un pallone che diventa scomodo per l'inserimento di Getulio. Intuisce tutto Sestari che ha già rilanciato in avanti il suo Città di Falconara. Borges, duetta stretto, trova Pellegri che rilancia in avanti una delle 5 nazionali della kick-off, chiamata anche lei per i prossimi impegni naturalmente della Francia. Insieme a lei per gli impegni dell'Italia ci sono Carturan, Borges, Bovo e Ghilardi. In campo anche Sestari e Ferrara per quanto riguarda il Città di Falconara, ma questo dà anche il volume, il livello di una partita che conta già tanto alla seconda giornata e che per la kick-off rappresenta anche un test per provare a vedere l'emotività di una partita di livello subito alla prima in casa e vedere chiaramente la risposta di un nuovo gruppo che in questo momento presenta soltanto Ghilardi, presente nell'anno scorso, adesso esce e quindi il quintetto della kick-off è interamente nuovo e questo è un fattore chiaramente da tenere in considerazione anche in termini di crescita per una squadra che parte oggi con la prima in casa, ma ancora chiaramente da affinare tanto. Qua la conclusione importa. Carturan bravissima sulla puntata di Praticò che si era aperta il varco per concludere col destro, l'ha fatto però centrale
Cascio, primo pallone toccato della partita, poi immediatamente perso dal pressing feroce di Pereira. Ballardin gioca bassa, il Pidio perde il pallone, Ballardin passa da quelle parti, riesce a riconquistare il possesso per un attimo. Borges, Pellegri può concludere in porta, Pellegri, Pereira e poi ripartenza del Città di Falconara. Praticò si incarta sul pressing, brava Cascio a toccare il pallone per ultima, andare a chiudere una possibile ripartenza. 6 minuti e 25 nel corso di questo primo tempo, 0-0 il risultato. Qualche minuto però, meno occasioni sotto porta per le due squadre. Solo un tiro tentato con la punta da Praticò, la risposta non complessa di Denis Carturan. Cascio sfila in zona pericolosa, bravo Pereira però ad accompagnarla direttamente in fallo laterale. Ballardin, Ferrara, duetta e poi si butta dentro. Borges capisce in tempo, Pellegri a sandwich in mezzo a due, conquista un buon fallo, calcio di punizione. È il secondo fallo della Città di Falconara in questo primo tempo. Il nuovo possesso per la squadra di Riccardo Russo. Indicazione di Russo per Pellegri che si posiziona esattamente davanti a Sestari. Borges vorrebbe andare anche al tiro. Soltanto Praticò a schermare la traiettoria. Borges pronta a calciare verso l'area di rigore, il colpo di tacco, un gol bellissimo. Uno schema riuscito perfettamente. Pellegri ha sbloccato il match su schema di Borges. Ma che gol incredibile, 1-0. 6 minuti e 55, uno schema fantastico, quello della kick-off, che ha sbloccato il match sull'asse Borges-Pellegri, che si era posizionata lì non a caso, l'ha voluta esattamente lì Riccardo Russo. 1-0 per la squadra di Russo, che ha sbloccato esattamente come avrebbe voluto da uno schema riuscito. E adesso la risposta con lancio in avanti per Ferrara, che ha il compito di girarsi, spalla alla porta, gran giocata, il capo è finito. E chiaramente questo gol può spostare gli equilibri di un match che si era incastrato sul risultato di 0-0 in questa prima parte della prima frazione di gioco. Cascio brava qui a toccare il pallone in tempo, rimessa laterale per la kick-off. Cascio perde il possesso, occhio a Praticò, il palo colpito dopo la deviazione di Carturan, calcio d'angolo. Il primo break per le due squadre, chiamato il time out da Giulio Domenichetti prima del corner. Allora si studiano le soluzioni per provare a pareggiarla in casa Città di Falconara. Ottima partenza per la kick-off di Riccardo Russo, che ha sbloccato il match su un calcio piazzato gestito benissimo sull'asse Borges-Pellegri. Due delle novità di questa kick-off in questa stagione, due ragazze che sono già in nazionale. Borges classe 92, dopo tanti anni a Montesilvano ha deciso di cambiare in questa stagione. Invece prima esperienza in Italia per Faustine Pellegri, che è arrivata dal Nantes, classe 2002, ma come detto già nel giro della nazionale francese, e può essere un fattore anche lei. Primo gol in questo campionato per Pellegri, gli altri erano arrivati dalle conclusioni vincenti di Ghilardi e Borges e una deviazione sul tiro di Gabi nella vittoria per 3-2 contro il CBM. Adesso si riparte da calcio d'angolo, ma Pellegri prima deve rivedere qualcosa con mister Riccardo Russo, che però l'ha posizionata con il joystick in maniera perfetta sul calcio di punizione, dove ha dovuto semplicemente toccare quel pallone col tacco, e poi ci vuole sensibilità e qualità per riuscire a farlo in maniera corretta e soprattutto vincente.
Angolo per Pereira, è il primo per il Città di Falconara che è sotto 1-0. Palla scodellata, ma non c'è stato però nessun fischio. E allora tutto da rifare. Abbiamo visto però lo schema, vediamo se cambierà sempre per Ferrara oppure andrà dentro l'area di rigore. Palla dentro per la conclusione deviata. Ci ha provato Ballardin, nuovo giro della bandierina nel secondo consecutivo. Questa volta è Ballardin a voler andare lei. Si scambiano Ferrara e Praticò che può concludere, se la porta avanti Praticò. Conclusione alta, terza occasione di fila però per il Città di Falconara che comincia a far alzare i giri del motore. E qui con la conclusione di Praticò è andata vicina al gol dell'1-1, soprattutto è andata molto vicina nell'occasione precedente in cui ha colpito anche il palo. Sestari riparte dal basso con Ballardin. Ferrara punta Borges, brava, anzi Gabi a chiudere in tempo. Rimessa laterale per il Città di Falconara che riparte da Ferrara. Pereira è l'uscita della 16 che però spedisce direttamente il pallone fuori sul nuovo parquet del Parco Enrico Mattei. Pellegri ha spazio davanti a sé, punta alla porta Pellegri, vorrebbe l'1-2 che non arriva, ha capito tutto Praticò che punta alla porta. Praticò vorrebbe andare al cross, la palla che è stata toccata alla fine da Gabi De Souza e quindi nuovo calcio d'angolo, il quarto per il Città di Falconara che però questa volta è ripartita con gran velocità. E le scelte giuste, non è calcio d'angolo ma semplice rimessa, battuta dentro. Bovo allontana la minaccia, appena rientrata il capitano della kickoff, rientra anche Ghilardi e doppio cambio anche per il Città di Falconara con i nuovi ingressi di Elpidio e Martin Cortés. Non controlla qui Martin Cortés, la palla che è uscita, è rimessa affidata a Ghilardi. Bovo, tocco ottimo in zona Borges. Ghilardi vorrebbe chiudere il triangolo. Ghilardi alla fine di fisico riesce a mantenere le distanze e poi alla fine il fallo c'è da parte di Ferrara. Terzo fallo per il Città di Falconara in questo primo tempo e richiamo verbale qui per Ferrara che si è lamentata del fischio di Daniel Flor di Castelfranco Veneto. Borges studia un nuovo schema dentro l'area, Ghilardi controlla, smista per Gabi, non c'è spazio per liberare il destro, la rimessa è per il Città di Falconara che ripartirà allora da Martin Cortés. Elpidio, Ballardin, torna dalla spagnola Martin Cortés. Elpidio, Martin Cortés. Chiusura, tentativo di ripartenza non riuscito, Ballardin sbatte addosso a Ghilardi, allora Sestari a rinviare lungo per il Città di Falconara, palla che si spegne direttamente sul fondo, c'è stato un tocco da parte di Borges e quindi calcio d'angolo. Si fa sentire il pubblico arrivato a sostenere il Città di Falconara, il cross di Martin Cortés per Ferrara, la palla che termina direttamente sul fondo, nessun pericolo per Deniz Karturan, almeno due interventi però decisivi all'interno di questo primo tempo, uno che ha permesso alla palla di sbattere sul palo e non infilarsi in fondo al sacco. Pereira, si riparte col possesso per il Città di Falconara. Martin Cortés, scodella il pallone per Pereira, di ritorno l'uscita di Karturan che intuisce. È di certo un acquisto di gran livello quello di Deniz Karturan che può dare una mano alla crescita di questa kickoff. Qui Gabi De Souza si porta avanti il pallone col destro, alla fine ottiene un calcio d'angolo.
Ghilardi all'indietro per Gabi De Souza, torna da Ghilardi, palla per Bovo che alla fine non riesce a mantenerla in campo, se stare al rinvio. Pereira, Elpidio, c'è dentro Martin Cortés, torna da Pereira, giro palla completato in zona Ferrara. Pereira, Martin Cortés, non c'è spazio però per provare l'imbucata, allora ci ragiona su il Città di Falconara che fa fatica a sfondare. Sempre compatta la kick-off, che adesso torna a muovere il possesso con gli ingressi di Getulio e Pellegri. Borges punta Martin Cortés e poi torna all'indietro. Getulio intuisce tutto, Pereira riparte adesso il Città di Falconara. Ferrara se la porta sul mancino, rientra sul destro e poi la finta a trovare Martin Cortés, l'ultimo tocco e della numero 4 di Giulia Domenichetti e quindi rimessa in favore della kickoff. Borges, Ghilardi, superata la metà del primo tempo, mancano 9 minuti e 5 secondi al termine della prima frazione. La kickoff è in vantaggio con il gol di Faustin Pellegri, il primo in Italia per la francese classe 2002. Ferrara, Elpidio, scambio stretto e allora Pereira sceglie nuovamente la numero 11. Elpidio, Pereira ci ragiona su adesso il Città di Falconara. Martin Cortés crea il varco per andare a concludere, poi chiude l'1-2. Martin Cortés va dentro col cross, ribattuto e poi Pereira sotto l'incrocio. È fantastico il gol dell'1-1. Dai e dai, alla fine il Città di Falconara trova il pallone buono per inserirsi nuovamente in partita. Il gol della parità di Isabel Pereira, sesta stagione con la maglia del Città di Falconara, apre il conto anche in questa. Noi siamo arrivati al minuto 11 e 31 secondi e di nuovo tutto in parità. Getulio sbaglia l'appoggio e allora momento buono per il Città di Falconara. La kick-off non deve commettere l'errore chiaramente di sciogliersi davanti alla prima difficoltà. È stata molto brava Pereira a duettare con Martin Cortés, anche saggiamente ad attendere il momento buono per provare la conclusione. Alla fine ha trovato un destro terrificante che si è incastrato sotto l'incrocio. È 1-1, tutto in equilibrio a San Donato. Getulio, Pellegri, muove per Ghilardi, cambia lato per Getulio, Pereira riesce con la punta ad evitare il peggio. Getulio all'indietro, adesso fase frenetica. Pellegri atterrata senza fallo, Pereira punta alla porta, scarica a sinistra per Martin Cortés che sbaglia però l'aggancio, rimessa laterale per la kick-off. Gabi ripiega, torna all'indietro da Ghilardi. Borges va in appoggio, vuole 1-2, non si chiude. Elpidio riparte, chiusa la strada in maniera fallosa da Ghilardi. E richiamo anche per la numero 3 della kickoff. Secondo fallo speso dalla squadra di Riccardo Russo. Con Bovo che adesso prende il posto di Greta Ghilardi. Pereira, Elpidio, torna adesso in possesso il Città di Falconara. Ballardin ha scaricato, praticò, va dentro, spalla alla porta, vorrebbe un tocco, riuscito, ma l'area è completamente spoglia di maglie bianche. Riparte adesso Bovo, trova Borges, non salta Ballardin e adesso si è aperta in due la kickoff. Ballardin, uscita però vincente di Arianna Bovo che riesce a mettere una pezza all'errore
in precedenza di Borges. Sestari negli ultimi minuti non ha più corso nessun pericolo, ma adesso recupera il possesso la kick-off con Bovo. C'è Pellegrini in appoggio, uscita sbagliata. E allora Pratico va col destro in porta, sempre molto brava a indirizzare il pallone nello specchio. Anche in questo caso si è fatta trovare pronta però Deniz Karturan. Pellegrini, finta, Gabi, vorrebbe il cross, Gabi arriva fino in fondo, sterza, mancino sul fondo di Gabi De Sousa. Torna a squillare in avanti la kick-off. 6 minuti e 19 ancora da giocare in questa prima frazione della seconda giornata tra kick-off e Città di Falconara. Pereira, Getulio su di lei, Elpidio, Ferrara rischia sull'uscita di Gabi, forse fallosa, non fischiato però alla fine l'intervento della numero 11. Allora Ferrara, questa volta in maniera pulita, ha toccato Gabi De Sousa. Da ripetere chiaramente il fallo laterale e richiamo verbale anche per la numero 11 della kick-off. Ferrara per Pereira, in buca, Pratico vuole chiudere l'1-2, la palla che alla fine schizza direttamente sul fondo. Si ripartirà da Deniz Karturan. Getulio ottiene l'appoggio di Bovo, 1-2 che non c'è, e allora Bovo alla fine si accontenta di una buona rimessa Getulio, uscita sbagliata, allora pallone riconquistato da Pereira che sterza, gran numero. Pereira si è persa sul più bello, perché qua Pereira con un gran bella giocata si era liberata anche per andare alla conclusione, poi ha tentato un lob all'interno dell'area, spinto direttamente sul fondo. Bovo accompagna bene, salta Pereira, Bovo conclude centrale e senza impattare con forza il pallone. Sestari ha già ripreso il gioco. Ferrara, Pereira, scambio tra le due. Elpidio, Scodella, il pallone per Pereira che libera. Pereira per il cross, non trova Pratico e la palla termina in fallo laterale, ma adesso i buchi difensivi per la kick-off cominciano a vedersi. Il pericolo chiaramente è di vedere un'ondata del Città di Falconara che attacca sempre con tutti gli effettivi. Se trova spazio può e sa far male. Ghilardi gira il possesso in zona Gabi di tacco, torna da Ghilardi, movimento di Getulio, Ghilardi va dentro, palla che resta lì, ripartenza adesso per il Città di Falconara. Brava Ghilardi ad andare in anticipo, a chiudere. Qua Getulio però si perde sul più bello e rischia di regalare un fallo laterale che alla fine non viene concesso, ma qua Getulio si intestardisce. Gabi frena un pallone rischioso, rimessa laterale in un momento di tilt, consegnato il pallone al Città di Falconara. Conclusione della distanza tentata da Elpidio. Nessun problema per la porta di Deniz Karturan. Ci avviciniamo al finale di primo tempo, 1-1. Il gol di Faustin Pellegrini ed Isabel Pereira per adesso inchiodano il risultato sul parità. Cascio col mancino rientra, calcia anche in porta, una bella soluzione tentata dalla distanza. Sestari in corner e poi Gabi di violenza, ribattuta. Ghilardi riparte da dietro, Deniz Karturan senza complicarsi la vita per Cascio, trovato il pallone buono. Borges può dare la conclusione. Borges era passato quel pallone di poco fuori, vorrebbe il corner che non c'è.
campo anche Gaspari, la numero 15. L'uscita in pressing di Gabi De Souza. Gaspari trova il pallone in verticale, Ballardini insegue ma non può arrivare su questo pallone. Adesso è tornato in equilibrio anche il ritmo con l'ultima occasione molto importante per la kickoff, che si è riaffacciata in avanti in zona Sestari. Pellegri, Cascio col mancino è entrata bene. La numero 16 che qua conquista un altro calcio d'angolo. Prima però time out per Riccardo Russo, che vuole studiare lo schema da calcio d'angolo da uno schema. Il match si è sbloccato con il gol di Faustin Pellegri. E allora 3 minuti e 10 secondi dal termine del primo tempo. Riccardo Russo vuole rinfrescare le idee sul calcio d'angolo che andrà a battere tra poco. Buon ingresso, dicevo, per Giulia Cascio, classe 2000 comasca, arrivata dal Pero. Prima stagione per lei in Serie A. Una grande occasione per una ragazza cresciuta in zona e che può dare il suo contributo esattamente come le altre giovani. Abbiamo visto il gol di Faustin Pellegri, che è una classe 2002. Non manca anche la quota del prodotto interno come Greta Ghilardi, già un gol in questo campionato. Presente anche Ilaria Brugnoni in panchina, vice di Carturan. Riconfezionato lo schema, adesso si può andare col calcio d'angolo per la kickoff, pronta a battere Borges. Ghilardi 1-2, il cross e schema non riuscito. Pereira, ondata Falconara, Ballardin arriva fino in fondo, il tocco è di Pellegri e quindi corner per il Città di Falconara. Martin Cortés scodella il pallone per il colpo di testa di Pereira, sempre la più pericolosa all'interno dell'area. Questa volta la palla termina fuori. Borges vuole rientrare sul destro, poi smista. Cascio, l'ultima a toccare è Cascio, perché la palla era già uscita sul tocco di Martin Cortés e quindi si riparte col possesso per il Falconara. Resta in presa in Cascio sulla numero 4 del Città di Falconara. Sestari, Glacial nel rinvio, poi Borges riconquista il possesso sull'uscita di Ballardin, contrastata con fallo. Calcio di punizione per la kickoff. Non pienamente convinta Ballardin nell'ultimo fischio. Ghilardi riparte, ultimi 2:26 da giocare. Pellegri sguarda alla porta e calcia sul fondo. Mette in mostra le proprie qualità anche individuali qui Faustin Pellegri. Col tiro dalla distanza e un gol di tacco segnato in questo pomeriggio. Naturalmente arricchisce e non poco la sua prestazione. Ghilardi, Cascio, trova Pellegri, calcia subito. Centrale, Sestari rimette in gioco per Ballardin. Martin Cortés, finta e poi calcia. Gran risposta di Carturan. Stanno salendo in cattedra adesso i due portieri. Qua Carturan, altro intervento superlativo. Calcio d'angolo. E in fondo abbiamo due portieri della nazionale italiana in campo e quindi di certo non possono mancare le super parate quest'oggi. Ghilardi rischia, poi Pellegri a campo davanti a sé, sfida Pereira. Borges, Pellegri,
di tacco per Borges. Ghilardi in appoggio. Vorrebbe movimento da parte di Greta Ghilardi. Qua Bruna Borges che smista in zona Pellegri. Con l'esterno ha puntato la porta, centrato Ballardin. Pereira lascia sul posto Borges. Pereira all'indietro, conclusione ribattuta e alla fine Cascio ci mette una pezza. Solo rimessa laterale, ma brivido qua per la kick-off che rimette dentro Bovo e Getulio. Pereira, conclusione immediata ma ribattuta. E allora Sestari in avanti, Elpidio, non si passa, entriamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo e la kick-off riparte con Bovo. Getulio non viene vista e allora Bovo rilancia solo adesso in zona Ferrara. Ondata Falconara. Elpidio, ultimo tocco di Elpidio e quindi Bovo aveva ragione, rimessa laterale per la kick-off. Pereira riconquista un altro possesso ma lo perde immediatamente. Ultimi 33 secondi di questo primo tempo. Risultato sempre lo stesso, 1-1. Mentre c'è qualche problema per Martín Cortés e quindi gioco fermo. Tutto ok per la spagnola. Bovo, Getulio, sbatte addosso a Ferrara rischiando, pallone che però si spegne in fallo laterale. Ultimi 19 secondi da gestire per la kick-off con un Falconara che sta crescendo nel finale. Ghilardi, Getulio, spara in avanti, Pereira raccoglie, c'è tempo però per l'ultima occasione. Ultimi 7 secondi, Pereira tira direttamente in porta, palla che esce sul fondo. È in grandissima forma però Isabel Pereira e lo ha dimostrato con un super gol e un'ottima prestazione in questo primo tempo. Primo tempo che va in archivio in questo istante. Termina 1-1 la prima frazione. I gol di tacco bellissimo di Pellegri, la risposta con la botta prepotente di Pereira. Ora ci prendiamo un break e poi torniamo per la ripresa di kick-off Città di Falconara.
Pronti a tornare in campo qui a San Donato. Terminato l'intervallo per kick-off e Città di Falconara si ripartirà dal risultato di 1-1. Abbiamo visto tante belle giocate, 2 gol bellissimi, uno più bello dell'altro, con il gol di Faustin Pellegri da schema vincente tentato da Bruna Borges, il colpo di tacco della francese, la risposta di prepotenza di Isabel Pereira, che ha aperto le marcature anche in questa sua 6ª stagione con la maglia del Falconara. Secondo tempo che inizia, primo possesso per la squadra di Domenichetti. La palla imbucata subito per Pereira, spalla alla porta, infastidita dal pressing di Gabi De Sousa, vorrebbe un fallo che però l'arbitro Fior non accorda. È semplice rimessa. Adesso per la numero 16 del Città di Falconara, che lascia per Ferrara. Spazio per il cross, ribattuto da Borges, prima occasione per le Citizens, che partono forte col chiaro intento di provare adesso a indirizzare la ripresa a proprio favore. Ferrara dalla distanza ci riprova, testata piena di Pereira e poi Elpidio all'indietro. Terza chance per Ferrara, che smista questa volta in zona Elpidio per il cross dentro l'area, attraversa tutta l'area di rigore e poi termina direttamente in fallo laterale questo pallone interessante, calciato con violenza da Elpidio, che aveva vestito la maglia della kick-off tra il 2020 e il 2022. Adesso torna a San Donato da grande ex. Pereira vuole prendere in mano il ritmo della partita il Città di Falconara. Martin Cortés scambia con la 16. Movimento di Elpidio. Pereira arriva proprio dalla numero 11 che perde il pallone. Gabi davanti alla porta, gran chiusura di Sestari, poi un pallone che resta lì e viene liberato da Elpidio, che però stava per commettere un grave errore sul pressing di Gabi De Sousa. Bravissima Sestari a cancellare la chance di tiro per la numero 11 della kickoff. Qua Ferrara con il cross che attraversa nuovamente tutta l'area, ma questo sì che poteva diventare vincente. La deviazione non c'è per la coppia arbitrale, nemmeno Davide Copat di Pordenone conferma la rimessa e quindi palla per la kickoff. Pereira raccoglie a metà campo solissima Elpidio, duetta, poi chiusura per Gabi De Sousa che riparte, palla al piede, Gabi apre con l'esterno, Ghilardi sbaglia l'appoggio, Martin Cortés riparte da dietro dal capitano, riparte da Erika Ferrara. A proposito di colonne, 8ª stagione per lei, per classe 99 marchigiana. Qui la palla che passa alla conclusione, cancellata in volo da Denis Carturan. Altro super intervento del portiere della kickoff, calcio d'angolo già battuto con la palla che non passa. Pereira raccoglie, adesso sì che si fa sentire tutta la qualità del Città di Falconara, che a testa bassa sta provando a cercare la via del gol, quella che porterebbe in vantaggio per la prima volta in questo pomeriggio la squadra di Domenichetti. Qua altro pallone perso, Ghilardi però non può tentare la fuga, la rimessa laterale è per il Città di Falconara. Pereira, indicazioni tra Martin Cortés e Ferrara, 1-2 tentato con la palla imbucata, intuito tutto Gabi e poi Pellegri, uscita però immediatamente chiusa. Martin Cortés dalla distanza sbuccia il pallone, palla che termina sul fondo. Quasi intimorita adesso la kickoff da questa partenza feroce della squadra di Domenichetti. Ghilardi si trascina questo pallone fuori, non ha capito il movimento di Getulio e allora rimessa il pallone riconsegnato al Falconara. Sestari scodella in una zona totalmente vuota di maglie bianche. Allora si riparte dal destro di Borges. Ghilardi, ritmo più basso in questo avvio di ripresa.
va a fiammate. Ghilardi rischia su Ferrara, buona chiusura, e allora Borges a darle una mano. Getulio, Ghilardi, movimento di Pellegri, chiusura di Ferrara che riparte anche in bello stile. Palla smistata in zona Martin Cortés, cross dentro l'area, calcio d'angolo. Conclusione dalla distanza, ribattuta, e alla fine è Pellegri l'ultima a toccare. Sotto lo spicchio dei tifosi del Falconara riparte la squadra di Domenichetti. Palla imbucata, praticò in due tempi. Balardin, Martin Cortés sbaglia l'appoggio, rimessa laterale adesso in zona offensiva per la kickoff. Getulio se la porta sul destro, di tacco Getulio in mezzo a due. Balardin ha già ricatturato il pallone per le Citizens che adesso escono palla al piede. Pereira, gran lancio, Carturan saltata, praticò 2-1, è passata la squadra di Domenichetti su un errore in uscita di Denis Carturan. 4-10 in questo secondo tempo. Si è fatta però trovare totalmente impreparata la difesa di Riccardo Russo sul lancio lungo che ha permesso a Praticò di sfidare Denis Carturan e alla fine trovare il gol del 2-1. Passa in vantaggio per la prima volta in questo pomeriggio il Città di Falconara. Aveva aperto le marcature nel primo tempo Faustin Pellegri, adesso con Pereira e Praticò è 2-1 Citizens. Getulio, calcio altissimo e palla viene di fatto riconsegnata al Città di Falconara che riparte da Pereira. Sempre lei però ad accendere e spegnere le giocate di un Falconara che ha vissuto sull'onda emotiva della numero 16, decisiva in questo pomeriggio fino adesso. Pereira, Balardin, ultimo tocco di Pellegri, rimessa laterale per la kickoff che ha perso un po' di coraggio in questo inizio di ripresa, anche un po' frastornata dalle tante occasioni per il Città di Falconara, ma sembrava poter reggere. Poi l'errore di lettura in uscita di Carturan ha consegnato il pallone buono per il 2-1, ma i giochi non sono ancora chiusi. Ci sono ancora 15 minuti e 22 secondi da giocare in questa ripresa, ancora tutto aperto, avanti di 1 il Città di Falconara. Bovo chiude il triangolo ma arriva per prima Pereira, ovunque quest'oggi. Elpidio con l'esterno, Borges in anticipo riconsegna il pallone del Pidio. Pereira, tocco, Praticò, non può tenerla in campo. Getulio, Borges, Bovo chiude il triangolo in zona Borges, poi parte Bovo, Getulio imbuca nuovamente per Borges in area, Borges trova il calcio d'angolo, ottima chiusura del Pidio, ma si rivede la kickoff là davanti con la giocata tra Bovo, Getulio e Borges. Corner basso per Getulio, Borges va dentro, ha ribattuto questo pallone, Pereira riparte, Getulio in anticipo, Pellegri torna a muovere il possesso, Bovo, apertura in zona Borges, strattonata ma resta in piedi, alla fine no, il fallo c'è, calcio di punizione per la kickoff, primo fallo speso dalla squadra di Domenichetti. E occhio perché da uno schema calcio di punizione è nato il super gol dell'1-0. E adesso
nuovamente Pellegri davanti a Sestari, palla che questa volta passa, Sestari senza problemi la agguanta. Pratico, spalla alla porta, prova la giocata per Pereira, Pellegri, Bovo, numero non riuscito, rimessa per Ferrara. È cambiato il vento della partita. Adesso il Città di Falconara vuole riprovare le classiche ondate. Adesso con Pratico, chiusura di Bovo che ha evitato il peggio, semplice rimessa, ma che rischio qua per la kickoff, che stava prestando il fianco alla ripartenza delle Citizens. Pronta Pereira, batte lo schema sbagliando, 1 contro 1, Pellegri salta Ferrara, ma il pallone si allunga direttamente in fallo laterale. Bravissima Ferrara, consapevole di essere l'ultima prima di Sestari, ha protetto, alla fine ha portato a casa il pallone. Lunga Sestari, Pratico, alla fine il campo termina e quindi rimessa laterale per Borges. Ghilardi sbaglia, Ferrara riconquista il possesso, il Pidio in appoggi, trovato il pallone per il Pidio, alla fine Ghilardi, anche con un pizzico di rabbia, interviene su questo possesso. E la rimessa è per il Città di Falconara. Il Pidio, Ferrara, pressing da parte di Gabi De Souza. Allora Sestari per Balardin, pallone imbucato, Gabi mette a terra, poi in velocità Balardin senza fallo, rimessa laterale per la kickoff. Rientra Martin Cortés. Borges, scambio stretto, poi Gabi De Souza sbaglia e sbatte addosso a Ferrara. Il Pidio senza forzare la giocata, adesso il Città di Falconara frena anche il proprio istinto di andare in verticale e prova a muovere il possesso. Martin Cortés ha visto il varco, poi si appoggia a Ballardin quasi con l'intento di spegnere il ritmo. Qua c'è il fallo però da parte di Gabi De Souza. Primo fallo per la kickoff e anche primo cartellino di questo pomeriggio per Gabi. 7 minuti e 30 secondi nel corso di questa ripresa. Prima munizione se la becca Gabi De Souza, arrivata dal Brasile, la classe 99. Ferrara riparte da Ballardin, 1-2 di tacco. Ballardin sbaglia l'appoggio, Ghilardi all'indietro. Gabi ha cambiato lato nell'intento anche di liberarsi della marcatura di Ferrara, ma anche Ferrara l'ha seguita dall'altra parte e rimessa affidata proprio al capitano del Città di Falconara. Ferrara, Ballardin, rimessa per il Città di Falconara. El Pidio, 1-2, Cascio, buona guardia, si riparte da Denis Carturan. Si è disperata nell'occasione del sorpasso delle Citizens sull'uscita perfetta. Ha capito subito l'errore dal quale è nato il gol del vantaggio del Città di Falconara. Palla direttamente in tribuna, rimessa laterale per la kickoff
Pronta Giulia Cascio all'indietro. Ghilardi. Dribbling riuscito. Ghilardi si butta dentro. Borges in appoggio. Va con la punta per Cascio. La pareggiata alla kick-off. Secondo assist di Borges. E gol di Cascio. Il primo in Serie A. Tutta la gioia di questa ragazza che è entrata molto bene anche nel primo tempo. E qua festeggia con il proprio pubblico. In un momento di grande equilibrio la kick-off torna in parità. 11-17 da giocare al termine di questo primo tempo. Pardon, di questo secondo tempo. È risultato nuovamente in parità. Ferrara. Imbucata, chiusura, Ghilardi. Adesso chiaramente la partita può prendere una piega totalmente diversa. Vediamo se ne potrà approfittare la kick-off. Qua c'è il fallo chiamato dal direttore di gara. È rimasta a terra Gabi De Souza sull'intervento in ritardo da parte di Letizia Martin Cortés. Botta che sembra anche alquanto fastidiosa per Gabi De Souza. Cure mediche in atto, gioco fermo. Ci avviciniamo all'ultima porzione di questa partita, agli ultimi 10 minuti, quelli decisivi per kick-off e Città di Falconara. È tornato tutto in parità in un pomeriggio aperto dalla marcatura fantastica di Tacco di Pellegri. Le risposte per le Citizens con i gol di Pereira e Praticò. E qualche istante fa primo gol in Serie A per la classe 2000 Giulia Cascio. Ghilardi dalla distanza vuole andare in porta. Cascio, la toccata sarà corner. Adesso nuovo schema con Bovo pronta dalla bandierina. Movimento di Ghilardi, Borges dalla distanza. Rimessa laterale, la kick-off però sembra adesso aver ripreso le energie e anche la fiducia per provare a rimettere la testa avanti. Ghilardi col cross dentro l'area, la palla che oltrepassa lo specchio di porta. Si dispera Cascio perché ha avuto l'occasione per il tap-in vincente. È arrivata con quel filo di ritardo. Pratico, Borges con una chiusura vincente. Rimessa per il Città di Falconara. Ultimi 10-27. Ritmo molto frammentato. Si va a folate. Pereira, Martin Cortés, Balardin, le finte, palla sul mancino, esterno della rete. Arrabbiatissimo Riccardo Russo che vuole un pressing adeguato in questo finale. Qua Bovo contrastata quasi da terra, Bovo scippata del possesso. Martin Cortés, Pratico, brava, quasi con la punta. Qui Bruna Borges, un gol al suo esordio, 2 assist quest'oggi. Partenza alquanto decisiva per l'ex giocatrice del Montesilvano. Qua Bovo ha messo la punta per un attimo. Martin Cortés vuole studiarla insieme a Pereira. Tornata in campo Elpidio, torna dalla 16. Pereira si appoggia, Praticò, errore però nello stop del pallone da parte di Praticò. Allora Carturan, Bovo, Ghilardi, palla che oltrepassa la linea, rimessa laterale. Bovo cerca spazio, Cascio a sovrapporre, Ghilardi è passata, contrastata senza fallo. Bovo perso un altro possesso, non viene fischiato nulla, alla fine sì.
Ghilardi si lamenta perché un contatto in precedenza l'aveva sbilanciata e poi fallo commesso da Bovo, secondo fallo in questa ripresa per la kick-off. Mentre Ferrara rientra in campo e rientra in campo anche Gabi De Souza. Pereira, Elpidio, tocco per Pereira, 1-2, scodellato, un pallone interessante, chiusura di Ghilardi, Gabi di testa se ne libera e riparte adesso la kick-off. Gabi a testa bassa, c'è Bovo dall'altra parte, non l'ha vista. Gabi porta a casa il calcio di punizione e anche il cartellino giallo per Ferrara, però l'occasione era veramente interessante perché dall'altra parte c'era Bovo totalmente sola. Giallo per Ferrara quando sono trascorsi 11 minuti e 23 secondi nel corso di questa ripresa. E seconda ammonita dopo Gabi in questa partita. Quasi partita a testa bassa Gabi senza accorgersi del movimento di Souza. Adesso è Borges a volere l'ingresso di Getulio, perché da qui potrà nascere un nuovo schema. Posizione ottima per andare in porta. È uscita Bovo per far spazio al numero 17. Vediamo cosa si inventa la coppia Getulio-Borges. Borges di tacco per Getulio in porta, ribattuta, la palla che resta lì e alla fine Gabi in calcio d'angolo, deviazione di Pereira. Brivido per il Falconara, qua Getulio sbuccia il pallone che termina in fallo laterale. Si resta 2-2, grande chance per la squadra di Riccardo Russo, nuovamente da calcio piazzato. Adesso ripartenza per Praticò. Souza in anticipo, semplice rimessa per il Città di Falconara. Adesso si va anche sui dettagli, mentre Getulio ha lasciato nuovamente il posto a Bovo. Pereira dalla distanza in buca per Praticò. Adesso l'ondata e kick-off, palla dentro per Gabi, impreciso però il tocco di Ghilardi che non ha avuto la sensibilità di trovare la verticalizzazione giusta e la palla termina direttamente in fallo laterale per il Città di Falconara. 8:13 da giocare al termine della partita. Ferrara, Pereira in buca, chiusura e mancata ripartenza. Nuovamente Pereira, smista, Elpidio gioca con la 16, sempre lucide nelle scelte, qua però sbaglia. Allungandosi il pallone, la kick-off può riportarsi in avanti, mentre rientra in campo Faustin Pellegri. Borges in buca, Bovo, la palla è passata. Sestari rilancia in avanti, colpo di testa di Ghilardi, palla che termina in calcio d'angolo e quindi chance per le Citizens. Ferrara dalla distanza in porta, mancino potente ma impreciso, palla sul fondo. Ultime indicazioni prima di riprendere. Si riparte dal basso con Borges. Ferrara la tocca, Getulio anticipata, Elpidio con l'esterno. Ferrara, Pereira, chiusura di Pellegri, può andare in porta Pellegri, Ferrara anche da terra Pellegri. Tocca per ultima Ferrara. Ghilardi, spallata vincente, Getulio, va in porta Getulio per Pellegri. Cestinata l'occasione della kick-off, qua Getulio poteva andare in porta col tiro, ha preferito l'assist e alla fine Pellegri l'ha buttata fuori. Ballardin riparte dal basso. Elpidio, altro errore in uscita. Pellegri vorrebbe un assist, Pellegri di fisico crolla a terra, ma la kick-off
potrebbe mangiarsi le mani per le tante chance sprecate. Adesso conclusione ribattuta con Getulio alla fine a mettere fuori. 6:43 al termine di un match equilibrato come non mai, 2-2 tra Kickoff e Città di Falconara, ma in questo momento le grandi chance ce le ha avute la squadra di Riccardo Russo. Martin Cortés, pratico solito lavoro spalle alla porta, palla che però questa volta termina in fallo laterale e rientra. Giulia Cascio per la Kickoff. Carturan, Getulio scodele il pallone, Balardin trova l'inserimento da parte di Pratico che spreca, palla sul fondo, grande chance questa volta per le Citizens. Sbaglia Ghilardi, altra chance, Elpidio, palla sul mancino, Pratico rientra per il cross dentro l'area, in due bucano e la palla termina fuori dall'altra parte. C'è troppa frenesia in questo momento, troppi errori in ripartenza e allora adesso la Kickoff decide di muovere il possesso più lentamente. Gabi punta Balardin, la palla esce, l'ultimo tocco è di Gabi De Souza. Pereira, Balardin, Martin Cortés, Pratico, imbuca, Pereira anticipata, Gabi, ondata adesso della Kickoff con Gabi che però si perde sul più bello, brava Pereira a contrastarla nell'attimo giusto. Balardin, Pereira, 1-2, palla per Balardin, uscita di Carturan anche chiamata da Riccardo Russo. La palla che si spegne sul fondo, ultimi 5:43 di una partita che resta tutta in equilibrio e incerta fino all'ultimo questa seconda giornata per Kickoff e Città di Falconara. Si riparte da Pereira, una delle migliori senza dubbio del Falconara, adesso a muovere il possesso. La gioca in zona Balardin. Pereira, appoggi in avanti, Praticò, turno da lei, Martin Cortés, Pereira, Balardin anticipata, Ghilardi, feroce, conquista. Una buona rimessa per la Kickoff. Instancabili sugli spalti oggi i tifosi arrivati per sostenere il Città di Falconara. Si è fatto sentire anche il pubblico di San Donato per una Kickoff esaltante a tratti, che ha saputo soffrire anche in altre fasi. La palla passa ma Cascio se l'allunga. Balardin, Pratico all'indietro, Bovo in pressing, infastidisce il giro palla, rimessa laterale per il Città di Falconara. Rientra in campo il capitano delle Citizens, Erika Ferrara. Pressing di Bovo, di punta la tocca Pellegri, sarà corner per il Città di Falconara da un rinvio di Sestari. Ferrara imbuca in maniera violenta, rimessa laterale, già battuta per Pereira, seconda chance. Ferrara conquista per la conclusione, torna da Pereira, muove ma sbagliando l'appoggio e rimessa laterale per la Kickoff. Bovo, Borges, 1-2, Bovo va dentro, ha cercato il dribbling su Ferrara, rimessa laterale per la Kickoff, già battuta, conclusione questa volta alta di Cascio. Pratico, Pellegri in anticipo, Bovo non passa, nuovamente Pereira ovunque in questa partita. Ferrara, Cascio per un attimo, Pereira apre a sinistra, Elpidio vuole spazio per liberare il destro, altro appoggio per Pereira,
Soluzione dentro, Pratico, rispedita fuori, fallo laterale per il Città di Falconara a 3:37 dal termine. Conclusione tentata da Ferrara, palla che termina direttamente sul fondo. Si resta 2-2, time out per Riccardo Russo in questo finale, in quella kick-off. Sta soffrendo ma vuole provare a vincerla. Si rimescolano le idee prima del gran finale, una partita che però testimonia le qualità e la crescita di una kick-off che con tanti cambi rispetto alla passata stagione si è presentata qui già pronta a vincere la prima giornata e pronta a sfidare una delle big di questo campionato come il Città di Falconara di Giulia Domenichetti, che inizia solo quest'oggi il suo cammino in Serie A dopo aver riposato nell'ultima giornata, ovvero la prima di questo campionato. L'anno scorso di certo il divario era molto più ampio, terminò addirittura 5-1 per il Falconara lo scorso 28 gennaio a San Donato, con il Falconara che ha vinto tutte e tre le sfide, compresa quella di Coppa Italia ai calci di rigore. Negli ultimi precedenti tra Riccardo Russo e Giulia Domenichetti. Si riparte da Carduran, 2-2 risultato a 3:33 da giocare. Pereira apre a destra, Ferrara con l'esterno, bravissima Carduran a inchiodare il pallone. Adesso ripartenza per Pellegrini che sbaglia però. Pratico, Bovo in uscita, Pratico ritrova il pallone, palla che resta lì, Bovo se ne deve liberare e lo fa in qualche modo. Cascio anche con la suola, Pereira, ultimo tocco della 16, rimessa per la kick-off. Cascio va dentro, palla che passa, Borges col pallonetto, la palla termina sul fondo. Ha tentato il tocco morbido la numero 12, qua Bovo forse con un fallo, anzi no, Pellegrini può aprire, Pellegrini in porta, Pellegrini, Sestari a terra, si gioca, poi gioco interrotto perché sono rimaste a terra in tre, su tutte Anna Carolina Sestari, che sembra aver ricevuto una brutta botta dal tentativo di Pellegrini. Gioco fermo a 2:55, la kick-off, nonostante la tanta sofferenza, nonostante diversi errori e le imperfezioni, è riuscita sempre a costruirsi il varco giusto per provare a vincerla. Resta tutto ancora in parità, in equilibrio. Mentre Pellegrini si è rialzata senza grossi problemi, le due giocatrici del Falconara restano a terra e non sembrano essere ottime sensazioni per riprendere subito il gioco per le due ragazze. Botta al ginocchio, probabilmente ginocchio destro per il portiere Sestari. Da monitorare invece l'altra ragazza a terra, che probabilmente deve aver picchiato anche la testa, e quindi piene cure con Pratico che si rialza in questo momento. Sembra essere rientrato l'allarme, un po' d'acqua adesso per tornare a riprendere colore dopo la brutta botta. Si rialza anche Praticò tra gli applausi di San Donato, si rialza anche Sestari. La botta è stata molto violenta e come vedete è stato applicato anche del ghiaccio sulla fronte di Praticò, che lascia il campo in questo momento. Come Sestari, cambio in porta quindi per il Falconara. Per questo finale di partita entra Rebecca Bordacchini e l'esordio per lei con il Città di Falconara
per la numero 12, classe 2005, arrivato dal Perugia. Ha subito una grande responsabilità. Gli ultimi 2 minuti e 55 li giocherà lei per difendere la porta del Falconara. Torna a muovere il possesso il Città di Falconara, 2-2 in questo finale. Ballardin, Martin Cortés, l'anticipo di Pellegri, poi l'errore di impostazione di Ghilardi. Borges, ci pensa lei a chiudere, rimessa laterale per il Falconara. Ballardin, Martin Cortés all'indietro, atterrata da Pellegri, fallo anche ingenuo in questo caso da parte della numero 7, calcio di punizione che diventa un piazzato molto interessante nel finale, mentre si è già ripresa Anna Carolina Sestari e quindi la porta la difende lei in questo finale. Martin Cortés ci prova col destro, ribattuto Carturan, in avanti Gabi per concludere in porta, Sestari senza grossi problemi. Ha già rilanciato in avanti il Falconara. Elpidio sul mancino, Elpidio, campo finito, rimessa dal fondo. Borges, si lamenta il pubblico del Falconara. Quale errore di Getulio che consegna un pallone pericolosissimo e che termina sul fondo, ma qui Getulio ha perso un brutto pallone. Elpidio non ha inquadrato lo specchio in spaccata. E iniziano gli ultimi 2 minuti. Getulio, Borges in buca, Pereira di testa, Getulio con la punta, la rilancia più in avanti che può, rimessa laterale per il Falconara che riparte da dietro con Sestari, lungo rilancio di testa, Broich prova ad allontanare la minaccia. Ghilardi in chiusura su Elpidio, alla fine vince il contrasto ma la palla resta lì. Ghilardi deve concedere la rimessa. Movimento dentro l'area di Martin Cortés, Elpidio calcia. Ha ribattuto anche questo pallone. 1:30 da giocare. Tutto ancora in bilico. Sempre Pereira sul punto di battuta. Scarica all'indietro per Elpidio, palla che viene inchiodata in area e ripartenza adesso per Gabi, contrastata da Pereira. Martin Cortés, calcia e deviazione, calcio d'angolo. Ballardin pronta a battere subito, all'indietro per Pereira, finta, ribattuta. Sestari, lungo rilancio direttamente verso la porta, il colpo di testa di Ghilardi a impennare questo pallone. E palla che piano piano termina in calcio d'angolo. 1 minuto e 08. Conclusione dalla distanza, tentata da Elpidio. E palla che termina sul fondo. Cambio intanto con Ferrara che rientra in campo. Qualche movimento di troppo visto dal secondo arbitro Copat prima di ricominciare. Rilancio di Carturan, lungo per Getulio, palla gettata direttamente in zona Sestari. Ferrara, Ballardin, aggancio impreciso ma comunque riuscito. Ballardin va dentro, sbaglia l'appoggio e palla che termina in fallo di fondo. Ultimi 52 secondi e adesso siamo veramente agli sgoccioli della seconda giornata. È 2-2 in questo momento tra Kick-Off e Città di Falconara. Pronta Ferrara a scodellare un nuovo pallone in avanti. Si appoggia a Ballardin. Riparte da dietro il Falconara. Martin Cortés, Ballardin sul pressing avversario. Smista bene per Pereira. Aggancio riuscito. Palla persa. Ghilardi, contrasto. Calcio di punizione in favore del Città di Falconara. 33 secondi dalla fine. L'ultima chance. C'era la squadra di Domenichetti. Ed è un calcio di punizione molto interessante in questo finale in cui è ancora tutto aperto.
Solo Getulio a schermare la traiettoria. Martin Cortés va con lo schema, Pereira se la porta sul sinistro, Getulio accompagna ma la rimessa laterale è per il Falconara. All'indietro Ferrara calcia dentro l'area, ripartenza per la kick-off, vediamo se c'è tempo, palla imbucata, chiusa immediatamente Ferrara, trova Martin Cortés, palla che sfila in fallo laterale, ultimi 19 secondi. Rientra Pellegri, palla proprio per lei, Pereira di testa, Pellegri, passa Pellegri per la conclusione e il gol del 3-2, la kick-off la vince all'ultimo secondo Faustin Pellegri, il suo pomeriggio da sogno regala i 3 punti per la squadra di Riccardo Russo. Doppietta di Faustin Pellegri, entra e riporta avanti la kick-off. Adesso tutto l'entusiasmo di San Donato negli ultimi 14 secondi. Attacca col portiere in movimento adesso il Falconara. Emozionante finale qui al Parco Enrico Mattei. Pereira sull'ultimo pallone della partita. Allarga Elpidio all'indietro, 7 secondi. Elpidio calcia Carturan. Strepitosa in calcio d'angolo. 5 secondi adesso. Si fa vedere Pereira che vuole l'ultimo pallone. Pereira allarga, Balardin per la conclusione che non arriva, tarda ad arrivare. Una grande vittoria per la kick-off che vince 3-2, credendoci fino in fondo e festeggiando alla fine con la doppietta di Faustin Pellegri. E lei, la ragazza copertina di questo pomeriggio della kick-off, 6 punti nelle prime 2 giornate per la kick-off che festeggia una vittoria importantissima davanti al proprio pubblico. Lo fa con la doppietta di Pellegri, con il primo gol in Serie A. Invece per Giulia Cascio non bastano le reti di Praticò, è una straordinaria prestazione di Pereira per il Falconara che ha lasciato troppi buchi là dietro. E nel finale Faustin Pellegri ha punito con la prima doppietta in Italia, è un gol nel finale che vale la vittoria. Con i saluti che vi giungono qui dal Palazzetto dello Sport Enrico Mattei, noi vi lasciamo, ci troviamo alla prossima, buona serata da Marco Pagano.